Flavio Contin, serenissimo storico, e patrioti, Patrizia Badì, Luciano Lanza, Luca Evangelista, Gabriele Perduca, Stefano Frey, Stefano Ferrari. Dichiariamo quanto segue. Noi, soggetti in autodeterminazione, riconosciamo il Comitato di Federazione Nazionale Veneto, CLNV, come nostro soggetto di diritto internazionale di riferimento e riconosciamo l'autorità nazionale veneta da essa emanata e legalmente costituitasi per il percorso di decolonizzazione del popolo veneto e di tutti i territori veneti occupati, in ottemperanza a quanto disposto dai vigenti trattati internazionali, ratificati dallo Stato italiano e dalle sue stesse leggi, è confermato dall'atto di fondazione e emanazione dell'autorità nazionale veneta e dalla dichiarazione di belligeranza civile e fiscale depositata il 25 settembre 2016 presso l'Alto Commissariato dei diritti umani di Ginevra, ONU, e segnatamente vista la Carta dei diritti dell'uomo del 26 giugno 1945 all'articolo 1, comma 2 e all'articolo 5, ratificata dall'Italia con legge numero 848 del 4 agosto 1955. Visto il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato dall'Italia con legge numero 881 del 25 ottobre 1977. Visti la risoluzione numero 2625 del 24 ottobre 1970 dell'Assemblea Generale ONU, l'atto finale della conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa. No, è finita, guarda. No, ho capito, però devo avvisare, forse l'avrei dovuto aver avviso prima, che lei in qualità di imputata sempre avvisare le dichiarazioni spontanee del procedimento, ma devono afferire all'oggetto dell'imputazione. Se vuole, risalto le leggi tanto le posso dare, in virtù delle leggi sopra indicate e da tutti noi rivendicate, eccepiamo la competenza giurisdizionale del Tribunale di Brescia e rivendichiamo il totale difetto di giurisdizione dello Stato italiano per materia e territorio. Viva San Marco! San Marco! Io ho i protocolli, io ho preparato i protocolli per lei, ma non c'era gli altri. Allora, alle quali gli imputati chi si associa? Perucca, Evangelista.